Esultano gli attivisti di Mediterranea dopo che la Procura della Repubblica di Agrigento ha chiesto l'archiviazione per i reati contestati al veneziano Luca Casarini, armatore della nave, e per il comandante della Mare Jonio, Pietro Marrone. I pubblici ministeri che indagano sulle attività di salvataggio condotte in mare hanno chiesto al giudice per le indagini preliminari di procedere all'archiviazione di tutte le accuse a carico di Luca Casarini, capo missione della Mare Jonio veneziano, e di Pietro Marrone, mazzarese e comandante della stessa nave. Caccia rincara subito la dose. La Mare Jonio Mediterranea Saving Humans ha operato nel pieno e totale rispetto delle leggi e delle convenzioni internazionali. Ad essere invece responsabili di violazioni dello stesso diritto del mare sarebbero altri, sarebbero le autorità che hanno provato a costringerci a consegnare le persone salvate quel giorno. Erano 50 naufraghi nelle mani della cosiddetta Guardia Costiera. Poi l'attivista veneziano ribadisce a muso duro le motivazioni di una precisa linea di condotta. La Mare Jonio non poteva essere fermata quel giorno. La Mare Jonio e i naufraghi che aveva a bordo avevano tutto il diritto di entrare nel porto di Lampedusa e di essere sbarcati finalmente al sicuro in Europa. I partecipanti alla missione sarebbero pronti a tornare presto in mare, ma ci troviamo nel porto di Licata a bordo della nave Mare Jonio, la nave di Mediterranea Saving Humans, che ormai da oltre 4 mesi, dal settembre del 2019, si trova sotto sequestro per effetto dei decreti Salvini, con la sola colpa di aver condotto a termine un'operazione di soccorso che ha portato al salvataggio di 98 persone, tra cui 22 bambini.